un'iniziativa che rivaluta la cultura e dà spazio ai giovani. Vediamo il servizio. Sergio Pillitani, consigliere del quartiere TICHE, promotore dell'iniziativa Premio TICHE, quest'anno è la seconda edizione. In cosa consiste? Consiste nel valorizzare il mondo dell'associazionismo, dei giovani e soprattutto dei giovani talenti della nostra città, che spesso magari non sono attenzionati. Ecco, loro saranno presenti domani pomeriggio alle 18 all'Auditorium Filadelfia Solera. Per che cosa? Per essere premiati, per essere apprezzati, per essere valorizzati, e anche personalità che in città si sono distinte per il loro impegno nel sociale, nel volontariato. Quali sono le fasce culturali che verranno premiate? Le fasce culturali sono innanzitutto 4 importanti categorie, ovvero la poesia in lingua italiana, la poesia in lingua dialettale, la sezione della fotografia e la sezione della letteratura, ovvero prosa. Queste 4 categorie sono state utili al fine di poter consegnare gli elaborati da parte di coloro i quali parteciperanno domani al premio. Sono centinaia e centinaia, vedete, di siracusani che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. In particolare noi come commissione giudicatrice abbiamo vagliato tutti gli elaborati che sono giunti durante l'estate, abbiamo selezionato i vincitori nelle categorie poesia, letteratura e quindi prosa e fotografia. Domani verranno premiati soprattutto i giovani talenti siracusani. Abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata di tutti gli elaborati, cercando di premiare soprattutto il merito, quindi con la capacità anche di scrittura, di analisi. Queste sono delle componenti ovviamente molto importanti che daranno secondo me anche un impulso in più alle giovani generazioni, di potersi magari prestare, di poter partecipare anche con maggiore grinta, con maggiore entusiasmo a questo tipo di manifestazioni. Per noi è tutto, grazie per averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.